Saluti a tutti e a totas. Oggi con Indipendente intervistiamo Cristiano Sabino a proposito del monumento dei martiri caduti della Sarda Rivoluzione, monumento che è stato installato a Sassari l'anno scorso. Cristiano ci parlerà appunto di cosa significa quel monumento e cosa è stato fatto, quali sono gli sforzi che sono stati fatti per realizzarlo. Vai Cristiano. Sì, salve a tutti e grazie a Indipendente per l'occasione. Sì, dall'anno scorso a Sassari sorge un monumento agli 8 patrioti sardi, uccisi, trucidati dalla reazione, filo-sabauda e filo-feudale tra la fine del '700 e l'inizio dell''800, tra cui figura il nome di, Francis Cucillocco che, certamente, per gli uditori gli ascoltatori di Indipendente non ha bisogno di presentazioni, era uno dei rivoluzionari più importanti, più in vista, braccio destro di Angioi, rivoluzionario della prima ora e poi muore in un tentativo di riaccendere la micia rivoluzionaria dopo la sconfitta dell'esercito di Angioiano e la sua fuga in Francia. Noi abbiamo queste notizie, sappiamo di queste forche e di questi eventi, di queste uccisioni, grazie a Enrico Costa, perché su questi rivoluzionari è caduta una damnatio memoriae totale, un giudizio negativo degli storici ufficiali del regime e Enrico Costa ci ha tramandato queste informazioni, che poi sono state utilizzate molto recentemente da Piero Azzori, che è un ex professore in pensione che ha utilizzato materiali d'archivio, ha fatto ricerche d'archivio e ha ricostruito la storia di tutta quell'area dove sorgevano le forche e in particolare appunto la memoria di questi angioiani. E quindi da queste sue ricerche, dalle ricerche di Piero Azzori, è venuta fuori, per così dire, la voglia, la motivazione per dare anche una materialità, dare una corrispondenza, per così dire, oggettiva a questi eventi di cui si è persa completamente traccia. Le forche sorgevano in quella che attualmente si chiama Via Quarto e che sta davanti al liceo artistico Figari, e quindi proprio lì diverse associazioni hanno preso in adozione ufficialmente l'area, una piccola area verde che sta davanti al luogo dove sorgevano proprio le forche, un'area verde che era assolutamente in decadenza, piena di spazzatura, eccetera. Ehm, e praticamente queste associazioni, tra cui soprattutto le due promotrici, Sadomo de Totosu e Assemblea Nazionale Sarda, hanno preso in adozione quest'area verde, l'hanno sistemata e oggi sorge questo monumento. Per edificare questo monumento, che è stato realizzato da un docente del liceo artistico, è stata fatta una raccolta fondi completamente autofinanziato ed è stato sicuramente un percorso difficile, anche perché a Sassari è una città che ha cancellato completamente la memoria della rivoluzione sarda, che pure a Sassari ha avuto diverse sponde. È stato difficile sia da un punto di vista burocratico, perché ovviamente costruire un monumento di questo genere senza grosse organizzazioni alle spalle, senza università banalmente o associazioni culturali, per così dire, ammanicate col sistema, col potere, ci sono tantissime questioni che devono essere dipanate ed è stato molto complicato, ma poi è stato complicato anche perché Ehm, per costruire questo monumento, abbiamo dovuto e abbiamo voluto fortemente chiedere il patrocinio all'amministrazione comunale, che all'epoca era gestita da una coalizione civica, che faceva capo a Nanni Campus, un politico sassarese noto anche per la sua militanza
in partiti di destra, se non neofascisti. Bene, proprio questa amministrazione civica, paradossalmente, guidata da un ex post fascista, ha dato il patrocinio per l'edificazione, per la messa in posa di questo monumento. Questo fatto ha suscitato anche reazioni scomposte, ma per così dire, l'aver ottenuto il patrocinio da questa amministrazione poi ha dato una ufficialità e per così dire ha costituito un punto di non ritorno per continuare il percorso. Ascolta, si parla tantissimo di, soprattutto da qualche anno, di monumenti, per esempio a Cagliari, da poco si è anche discusso nel Consiglio Comunale di rimuovere la statua di Carlo Felice, quindi oppure di rivedere la toponomastica. Quindi evidentemente attorno a monumenti, nomi di vie, nomi di piazze, c'è comunque un interesse storico particolare e c'è anche uno scontro politico particolare. Quindi da un lato si vuole togliere, si vogliono rimuovere i simboli negativi e dall'altro quindi si erigono i simboli positivi, diciamo, dal punto di vista, diciamo, sono sempre questioni di punti di vista, però dal nostro punto di vista, indipendente, diciamo, ha questo significato. Cosa significa esattamente? Cosa c'è intorno ai monumenti? Cosa rappresenta per Sassari, per esempio, che ha anche una via dedicata al Bogino, se non ricordo male, poi mi confermi. Questo monumento e che reazioni ha suscitato nella comunità? Allora, questo monumento rappresenta un unicum, intanto perché è il primo monumento che viene costruito sulla base di una mobilitazione sociale e popolare, perché di solito i monumenti vengono eretti o da fondazioni o in collaborazione con il comune, però comunque vengono calati dall'alto. Cioè sono manifestazioni del potere. Questa è una manifestazione di un contropotere, cioè di un potere popolare che vuole affermarsi facendo un'operazione che è quella di riconquistare la memoria. È la battaglia per la memoria, la battaglia per la storia, la battaglia per le definizioni. Onorare 8 persone, 8 rivoluzionari che quando sono stati uccisi sono stati trattati da banditi e da criminali e che poi non trovano posto nella storiografia ufficiale, vuol dire mandare avanti una dialettica, uno scontro per la definizione di che cos'è la nostra storia. Sassari è una città le cui vie fondamentalmente, a parte alcune eccezioni, sì, c'è via Bogino, ci sono tante altre, ci sono vie dedicate ai Savoia, ce ne sono tantissime. Poi c'è anche via Angioy, però per esempio in via Angioy, che è un corso, in realtà, è una strada abbastanza lunga, il sottotesto di via Angioy è eroe sardo, che non vuol dire niente, nel senso che cosa significa eroe sardo? Non c'è scritto Angioy, Giovanni Maria Angioy, patriota, Giovanni Maria Angioy, rivoluzionario sardo. Eroe, una categoria, per così dire, assolutamente generica. Invece noi abbiamo voluto fortemente tanto scrivere bilingue vuol dire sardo e sassarese, per cui la scritta è tutta quanta bilingue, e abbiamo voluto intestare questo monumento a riconoscere il valore di questi personaggi che non erano semplicemente degli eroi, erano dei patrioti, cioè loro lottavano per la liberazione della Sardegna, ma non dal feudalesimo in generale, dal feudalesimo nella sua accoppiata, nel suo abbinamento con il dominio coloniale, come tutti i documenti storici in nostro possesso, a partire dall'inno della Sardegna scritto da Ignazio Mannu, Sinno e suo patriota sardo a Sofio Dattarius, esprimono in maniera chiara e limpida. Loro avevano perfettamente la percezione che quella che subiva la Sardegna era un'oppressione economica del feudalesimo, fra l'altro tardivo e particolarmente meschino, ma questa oppressione economica era il braccio economico
della oppressione politica coloniale che subivano dal centralismo di carattere piemontese. Quindi è come una sorta di accendino acceso, fiammifero acceso in una stanza buia. È una piccola luce che però tutti hanno guardato. Infatti, per esempio, il quartiere ha partecipato l'anno scorso, oltre alle persone comuni, agli studenti, ai docenti dell'artistico, in piazza c'era anche tutta la classe politica sassarese quando è stato messo in posa questo monumento, perché tutti sentivano in qualche modo il bisogno di esserci, perché si coglieva appunto l'importanza del fatto. Il fatto ha avuto grande riscontro. Ovviamente è stato sempre un po' occultato anche sui giornali locali, però è venuta fuori. Poi l'anno scorso abbiamo avuto anche la partecipazione dei gremi in collaborazione con il Teatro Sarza. Questo evento è stato inserito nelle Primavere Sarde, che è un evento organizzato da una compagnia di teatro popolare che ogni anno mette in scena la Sarda Rivoluzione, e il Teatro Sarda l'anno scorso ha fatto uno spettacolo dedicato proprio al ruolo dei gremi, e quindi c'erano i gremi anche. I gremi a Sassari sono un'istituzione, sono quelli per i non sassaresi che non sanno le cose di Sassari, organizzano la Faradda, quindi sono molto importanti e rappresentano la storia di Sassari. Beh, i gremi non sono altro che non erano altro che le associazioni dei lavoratori, quindi l'anno scorso abbiamo lavorato molto sull'importanza dei lavoratori, delle corporazioni, quindi dei lavoratori nella sarda rivoluzione. Ok, qui hai citato gli studenti, quindi hanno partecipato gli studenti e sono stati coinvolti, quindi in qualche modo questi monumenti si rievocano il passato ma parlano delle cose di oggi. Con gli studenti, quindi anche del futuro, con gli studenti, com'è andata la collaborazione, la partecipazione? È andata molto bene, infatti abbiamo riproposto la formula dell'anno scorso. Il prossimo 23 aprile, esattamente come l'anno scorso, porteremo circa 400 studenti all'auditorium provinciale di via Montegrappa, proprio ad uno spettacolo organizzato dal Teatro Sarza e da Sadomo De Totus e dagli altri promotori di Sardegna 2025. Questo è un progetto che con il Teatro Sarza, la collaborazione tra Sadomo De Totus e il Teatro Sarza va avanti da 4 anni, e che il Teatro Sarza ha incominciato da prima appunto con le rappresentazioni itineranti, e ci sono le rappresentazioni itineranti, cioè anche quest'anno il Teatro Sarsa farà una rappresentazione proprio per le strade, toccando i luoghi simbolo della rivoluzione. Però dall'anno scorso questa rappresentazione, questa storia della sarda rivoluzione viene raccontata ai ragazzi. Infatti l'evento si chiama Sarda Rivoluzione contata su Pizzoccoso. Gli studenti la prendono molto bene, la prendono molto seriamente. C'è da dire che vengono inseriti in dei laboratori storici e civici per ricostruire dei percorsi. Infatti l'anno scorso sono gli studenti che hanno curato, gli studenti di grafica del liceo artistico che hanno curato la campagna di crowdfunding. Inoltre si è creata una rete di scuole, per adesso sono 3 scuole, ma abbiamo contatti per ingrandirla, quindi il progetto è quello di ingrandire questa rete di scuole e farla diventare sempre più importante, perché tutte le scuole di Sassari e del circondario siano toccate, siano interessate da questa battaglia per la memoria. Gli studenti ascolteranno anche il sottoscritto, che farà una relazione sulla attualità della sarda rivoluzione, e una vera e propria istituzione vivente che è il professor Federico Francioni, che attualmente, non credo di sbagliare se lo dico, è il più grande studioso vivente della sarda rivoluzione. Ha scritto tantissimi libri e lui stesso ha coniato questa categoria di sarda rivoluzione, perlomeno l'ha diffusa e l'ha fatta diventare, per così dire, l'ha fatta affermare, ha contribuito alla sua affermazione. Quindi la parte, per così dire, rivolta agli studenti e alle scuole è fondamentale. Infatti l'organizzazione è co-gestita con le scuole. Quest'anno il Figari, il Canopoleno e il Margherita di Castelvì.
Ok, quindi iniziate, adesso andiamo un attimino al programma per cercare di coinvolgere anche le persone a partecipare. Quindi iniziate quando, il primo giorno, Il mercoledì 23 23 aprile. aprile ci sarà appunto la rappresentazione teatrale e le due introduzioni, la mia e quella del professor Francioni, rivolta agli studenti in via Montegrappa. Poi si proseguirà A che ora, scusa? alle 10. Ok, Questo è un evento dedicato, ovviamente, dedicato alle scuole. ok. Poi si procederà il 26, ci sarà la rappresentazione itinerante, storica, classica ormai del Teatro Sarza, ehm, che partirà dalle 18, se non sbaglio, se non erro, dalle 18 alle 20, partirà da Piazza Tola. eh, Piazza Tola c'è anche una lapide ai martiri, però appunto senza che sia riconosciuto il carattere patriottico, insomma, dei suddetti martiri. Per cui Piazza Tola è un luogo simbolo e poi si dipanerà nel centro storico, cioè insomma, sui social e sui mezzi di informazione che hanno dato spazio all'evento si trova il percorso. La regia è di Romano Foddai. Poi il 28 c'è la Die Clou, o Sadie appunto, Lunedì. lunedì. La mattina ci sarà una cerimonia in via Quarto, davanti proprio al monumento che sorge in questa piccola area verde che noi abbiamo anche ripulito per l'occasione, con la collaborazione graditissima di Plastic Free, proprio l'abbiamo ripulita da poco, perché ogni anno ovviamente va ripulita, liberata anche dall'erba, eccetera, e quindi l'area verde è sistemata e ci sarà l'intervento del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia. Ecco, questo è un aspetto interessante perché è cambiata l'amministrazione, c'è il cosiddetto eh, centro-sinistra o Campolargo, come si chiama, però ha mantenuto il patrocinio. Noi abbiamo ottenuto il patrocinio sia del comune che della regione Sardegna. Questo è un aspetto positivo ed era uno dei nostri obiettivi, far diventare questa festa popolare anche istituzionale, quindi una festa popolare fatta dal popolo, gestita dal popolo, dalla società civile, ma riconosciuta e calendarizzata come istituzionale, quindi riuscire a far entrare istanze popolari nelle istituzioni, a prescindere da chi sta al governo, a prescindere da chi amministra, farà diventare un calendario fisso. E poi ci sarà l'intervento di Federico Francioni ancora e del professor Antonello Nasone. Antonello Nasone che, insomma, chi di Sassari lo conosce, oltre ad essere un docente molto apprezzato, e anche, insomma, ha collaborato anche con l'Istituto Bellieni su questioni appunto della storia della Sardegna. E poi la sera ci sarà la presentazione del nuovo libro di Adriana Valenti Soburet, che racconta proprio gli esuli, i rivoluzionari sardi in Francia, la storia dell'esilio di chi appunto non ha trovato la morte in Sardegna come gli otto patrioti, ma è dovuto andare via in Francia, ha dovuto scappare per non essere ucciso ed è morto solo, ramingo, in povertà, come per esempio Angioи e come tanti altri. Ebbene, Adriana ricostruisce la storia di questi rivoluzionari e la faremo alla presentazione proprio nella sala Angioi della provincia, perché la provincia di Sassari è una sala proprio dedicata ad Angioi, quindi per noi è anche questo un elemento di importanza e di vanto. Ok, mi sa che abbiamo ricostruito un quadro esaustivo di quelli che sono sia gli eventi sia il significato storico e anche attuale di quello che sta avvenendo a Sassari e dei monumenti. Quindi direi che possiamo chiudere la registrazione. Posso dire una cosa? Prego, Posso prego. aggiungere Beh, una cosa? Perché su questo aspetto dell'attualità, secondo me, va fatta una precisazione. vai. Salie, da quando è stata istituita, è stata sempre osteggiata dal sistema, dal potere, hanno Mm. cercato di eliminarla in tutti i modi. Quest'anno mi sembra che ci siano due spiccioli dedicati a Sadie, siamo ai minimi storici. Eh, però
oltre all'ostilità manifesta e all'ostilità che si concretizza con i mancati finanziamenti, c'è anche un altro pericolo, e cioè che Sadie venga deviata dal suo significato. Per esempio, la Diada Catalana è una giornata dedicata proprio all'indipendenza catalana. Bene, nel corso della storia noi abbiamo avuto diversi tentativi di deviare, sia consapevoli che inconsapevoli, a volte fatti in malafede, altre volte fatti in buona fede, ma non è questo il punto. Il punto è che, per esempio, io mi ricordo benissimo quando una giunta di destra, Cappellacci, dedicò Saviese a Sardigna alla Brigata Sassari. Come si capisce, sono fatti che non c'entrano assolutamente niente. Ma anche i movimenti spesso hanno peccato da questo punto di vista. Mi ricordo, per esempio, anni fa una manifestazione a cui partecipai, fra l'altro, perché condividevo completamente i contenuti, proprio il giorno di Sadia, una manifestazione contro l'occupazione militare, un tema su cui sono molto concentrato e che penso che sia fondamentale. Però penso sia sbagliato deviare la questione rivoluzione sarda per parlare di altre questioni, cosa ne so, diritti civili, appunto l'aspetto militare o qualunque altro argomento che possono essere anche argomenti importanti, ma che ci portano via lontano da quello che è il nostro obiettivo, cioè ricostruire appunto la memoria storica della sarda rivoluzione e lavorare all'idea che il popolo sardo ha avuto la sua rivoluzione e quindi è capace ed è possibile che il popolo sardo sia un soggetto storico e che possa tornare ad esserlo. Questa è una giornata che dovrebbe essere dedicata, secondo il mio punto di vista, in questo senso, l'attualità della sarda rivoluzione, a questa capacità del popolo sardo soggetto, di essere soggetto e non più oggetto. Va bene, grazie per queste precisazioni che condivido. Ti ringrazio per questa chiacchierata. Ci riaggiorniamo allora alle prossime con gli ascoltatori di Indipendente. Buona serata. Grazie a voi, arrivederci.